Benvenuti alla finale di Miss Venice Beach 2023, 13ª edizione. Godetevi lo show e io vi lascio alla presentazione della frizzante e favolosa Elisa Bagordo. Buonasera a tutti, ben arrivati. È davvero un onore, devo dire che sono anche un pochino, tantino, se si dice, non lo so, emozionata. Innanzitutto vorrei fare un applauso al mio corpo di ballo, le ragazze che questa sera finiscono il loro percorso di Miss Venice Beach 2022. Le ragazze che l'anno scorso sono state elette hanno provato tantissime emozioni, come stanno provando le concorrenti, le 24 finaliste di questa edizione, e tutte assieme direi che è arrivato il momento di dare un grande in bocca al lupo alla nuova Miss Venice Beach 2023 che premieremo questa sera. Ragazze, andate a prepararvi perché la serata è lunga, bella e tempestosa e ricca di attività. Io vorrei iniziare subito però con gli onori di casa. So che loro non amano essere sotto i riflettori, ma li vedo qui vicino, eccoli qui, Claudio e Mirica, se salgono un attimo con me sul palco, perché per me è davvero un orgoglio aver avuto il vostro sostegno e appoggio per realizzare questa fantastica serata di gala sotto le stelle. Quindi venite pure qui con me sul palco e direi che è doveroso iniziare con un vostro saluto. Il nostro DJ da Radio Wow, Leonardo, dammi il microfono, grazie, eccoli qua, ci terrà compagnia tutta la sera. Accendiamo il viola. Mirica, grazie dal profondo del mio cuore per aver realizzato con me questo sogno e questa avventura. È un piacere avervi qui. Benvenuto a tutti. È stato un impegno perché insomma 4 giorni intensi. Hai avuto un sacco di gente, di ragazze su e giù per tutta questa fantastica struttura, sei uscita ovunque, Gazzettino, Radio Wow, Antenna 3, insomma speriamo davvero di avervi dato il lustro che meritate. Ovunque sia. grazie davvero. Lisa, grazie di tutto. E vuoi dire qualcosa? Salutare, buonasera e godetevi la serata. Grazie a tutti. Grazie Mirica. Allora io direi che ci siamo quasi. Questa sera iniziamo subito a salutare colei che l'anno scorso, dopo un lungo percorso, è stata selezionata nella tappa di Jesolo, è arrivata prima, è arrivata in finale in punta di piedi, ha vinto, si è portata a casa la corona e lo scettro di Miss Venice Beach 2022. Con un calorosissimo applauso, se è pronta, DJ, ci abbiamo la sua musica speciale? Miss Venice Beach in carica, Anastasia Orru! Vieni Anastasia, prendi il microfono. Buonasera a tutti. Allora ne abbiamo parlato tutta quest'estate, no? Arriverà o non arriverà questo momento dell'etichetta di scadenza? Purtroppo, e questa è la sera. Tu sai che ci sarà qualcuna che adesso prenderà il tuo posto sul cartellone? Sarà una ragazza fortunata. Tante bellissime esperienze. Mi mancherà tutto questo sicuramente, però tornerò a romperti le scatole. Beh, guarda, non avevo dubbi. Comunque, scettro e corona realizzati in vetro di Murano sono tuoi, te li tieni perché Gabriele Urban della Fornasotta ha realizzato il nuovo scettro e la nuova corona che poi presenteremo e sarà indossato dalla nuova Miss Venice Beach 2003. Quindi insomma un piccolo posticino nel tuo cuore resterà. Certo, sempre. Beh, questi non li darei mai a nessuno, sono miei e rimangono miei.
Bene, sei pronta per questa serata, Anastasia? Prontissima, E come allora, sempre. in bocca al lupo anche a te. Adesso prendi pure le schede giuria e andiamo a distribuirle tra il nostro pubblico, perché i nostri partner hanno il compito arduo non solo di scegliere le loro testimonial che lavoreranno con tutta la stagione, quindi tutto l'inverno fino all'estate prossima, ma hanno anche il compito di eleggere la nuova Miss Venice Beach 2023. Ci sono 3 prove, quella di primo impatto, quella di portamento e quella di posa fotografica. I nostri giurati voteranno con voti dall'1 al 10 e poi la Miss con il punteggio più alto tra tutte si porterà a casa il malloppo, ovvero diventerà la nuova Miss Venice Beach con scettro e corona realizzati in vetro di Murano. Quindi siamo tutti curiosi di sapere, sono trepidanti anche le nostre ragazze. Adesso però è il momento di premiare vai all'interno dei tavoli, perché poi li presentiamo uno per uno. Nel frattempo tu alcuni li conosci, c'è il tavolo di Mirica con Gianni Stivale e Mirica Tufonic per Eiway Pescaori, poi abbiamo Nicola Mattiazzo per BGHY, Emma Rossato con Radio Wow, Giuliano Marchesin e Fabiano Barbisan per Sigillo Italiano e Unicarve, Maisan con Elena Perosa, Davide De Bortoli per il Gazzettino e poi Ilaria Branca per Coraia. Allora, riuscite a abbassare un po' le luci perché sono davvero fortissime, se no non riesco a vedere tutto il mio pubblico adorato, non capisco se si diverte, se gli piace, siete contenti di essere qui? Oh, meno male. Dicevo, è arrivato il momento di chiamare sul palco la nostra DJ di Radio Wow, Emma Rossato. Vieni Emma. Da Miss Venice Beach 2021 alle console e vocali delle discoteche, sì, in diretta su Radio Wow, insomma qua si sale sempre con Miss Venice Beach, non si scende mai, ricordiamolo. Oh, brava, ci piace questa cosa, ci piace. Allora tu sei qui con me perché abbiamo un premio importante da consegnare al cantante che è stato più ascoltato con il suo brano inedito durante le tappe estive, cioè il terzo contest cantanti di Miss Venice Beach. Esattamente. Quindi lo chiamiamo? Esattamente. Brian, sei atteso qui sul palco di Miss Venice Beach. Vieni Brian, eccolo. Grazie. Ormai Ciao. 3 anni Ciao. che Miss Venice Beach ha indetto un contest per i cantanti emergenti. Ogni tappa vede protagonisti 2 cantanti che presentano un loro inedito. Questo inedito viene poi, tra i 2 cantanti ne vince uno, l'inedito viene poi pubblicizzato e messo live sulla pagina di Radio Wow con il sito, e il cantante che ottiene più ascolti unici, quindi di una persona sola, non uno che sta lì a ascoltarlo 100 volte una dietro l'altra, perché capita pure questo, ecco, vince. E Brian con oltre 800 voti, 880, ecco, insomma quasi 900, è riuscito a portarsi a casa la vittoria. Quindi Brian, Grazie. questa è la tua coppa, il tuo trofeo, vedi, vincitore Guarda terzo che contest bello. cantanti Radio Wow, Brian Bergamin, quel bambino. In bocca al lupo e buona continuazione. Grazie a tutti. E allora con un calorosissimo applauso è arrivato il momento di chiamare le nostre 24 finaliste. Vai con la sigla DJ.
24 concorrenti selezionate sulle più belle spiagge del Veneto in un tour che è iniziato a luglio da Jesolo, proseguendo poi per Caorle, Rosolina Mare, Cavallino Treporti, Lido di Venezia, Sottomarina e Bibbione. 7 tappe su tutto il litorale veneto per trovare colei che questa sera sarà incoronata la nuova Miss Venice Beach 2023. Abbiamo però selezionato anche altre 3 fasce extra che sono state messe in palio dai nostri media partner, ed è per questo che come le altre sono state premiate sul palco, trovo che sia doveroso premiare anche queste 3 fasce extra qui questa sera, con la fascia di Miss Gazzettino con oltre 22.000 voti. Vorrei qui sul palco Davide De Bortoli, il nostro affezionato giornalista che ci segue ormai da tantissimi anni. Vieni Davide. Eccolo qui, lasciate uno spaziettino così passa. Sono ormai 12 anni, credo Davide, che eleggiamo la Miss Gazzettino, ovvero colei che viene votata di più da tutto il pubblico. Ognuna si trova, diciamo, un po' una sua volontà per farsi votare, chi si fa promozione nei social, chi invece va anche al supermercato e chiede al pubblico di leggere il Gazzettino e di farsi votare. Siamo molto commerciali. Comunque, con oltre 22.000 voti ha vinto la fascia quest'anno Isabel. Eccola, vieni Isabel. Isabel Zanchin. Sì, prego. Eccoci qua. Isabel quasi quasi non ci credeva e invece ce l'ha fatta. Eccola qui, la coroncina da dietro. Bravissimo. Perfetto. Grazie, foto di rito. Vieni Isabel nel centro. Eccoci qua. Mettiamo lei. Sì, va bene, dai, mettiamo lei. Eccola qui. Eccoci, grazie Isabel. Proseguiamo ora con la fascia di G di Ferro Team, premia Giulia Urbinati, la testimonial, il volto ormai da anni di G di Ferro Team. Le dirette più belle sono le vostre, vero Mario? Vieni Giulia, eccoti con un vestitino sobrio, una coroncina delicata. Bene, vediamo se riusciamo a prendere un gelato o se no se l'è portato via Brian, ora cerchiamo di capirlo. Nel frattempo chiamiamo Gaia Casagrande, vieni Gaia, eccola qui. Ottimo Gaia, perfetto, ben arrivata anche a te nella finale, foto di rito. Sono i nostri fotografi ufficiali, noi li salutiamo. Massimo Balestrieri, il fotografo che ha vinto la sfida fotografica l'anno scorso, e Valdet Ademi che l'ha vinta invece quest'anno. Grazie. Ottimo, proseguiamo, grazie Giulia, ci vedremo più tardi anche con la fascia di YouStyle Magazine assegnata da Andrea Rigon, il direttore del giornale nonché fotografo, e va a Beatrice Russo con il sorriso che conquista di più. Il tuo sorriso, Beatrice, ha conquistato il pubblico. Sei contenta? Wow, foto anche noi. Siamo sempre fino a 5, ce l'abbiamo fatta. Grazie ragazzi, adesso abbiamo proprio completato le 24 concorrenti di questa sera. Noi le salutiamo perché ora si prepareranno e andremo a conoscerle una per vedere il percorso che le ha portate fino a qui. Ciao ragazze!
Eccoci, brave, belle, brave, le nostre ragazze coordinate da Sandra Baggio, l'insegnante di portamento, che ha regalato loro davvero dei preziosi consigli e delle preziose ore di lezione proprio per essere al top su questa passerella. Io ricorderei tutti i partner che ci hanno permesso di essere qui, iniziare dal patrocinio della Regione Veneto, EIWA Sport and Spa, Gioielli Leonardo, My Sun, Motor Class, BGHY, Area B Bikini, Ottica, il Porto del Cadore, Bidon Abbigliamento, Murrina Murano Gioielli in Vetro, La Fornasotta con il maestro vetraio Gabriele Urban, Food, Consorzio Sigillo Italiano, I Pescaori, Pampiuma, Coraia, Latteria Soligo, Cantina Vini, Cave Scovado. I nostri media partner Antenna 3, Il Gazzettino, Radio Wow, G di Ferro Team e U-Style. A tutti che la serata di questa sera sarà in TV dopodomani, quindi domenica alle 16 sul canale 10, proprio nell'emittente televisiva di Antenna 3. Allora, prendete subito carta e penna, vi è stata consegnata una cartellina con un paio di fogli. Andiamo uno per volta. Il primo è per i giurati sponsor, ovvero quelli che dovranno scegliere la loro testimonial con una numerazione che è stata data poi a tutte le ragazze con un book di presentazione alle varie aziende. Successivamente dietro avete la prima scheda, ovvero il voto di primo impatto. Il voto di primo impatto è quello che racconta e presenta le nostre ragazze. Cerchiamo di vedere come si sono destreggiate in questo reality show di Miss Venice Beach e soprattutto come sono arrivate fino a qui. Quindi in bocca al lupo anche a voi giurati e che vinca la Miss più affascinante, misteriosa e ovviamente la più bella. Numero 1, Isabel Zanchin, 1,68 m, 19 anni, da Villa del Conte Padova, del segno dell'Ariete. Com'è andata in queste giornate? Ti sei divertita? Tantissimo. Sei un po' tesa questa sera? Troppo. Sei la prima che ha rotto il ghiaccio, eh? Sì. Allora vieni, mettiamoci qui in parte perché questo è il tuo showreel. Ciao, mi chiamo Isabel, ho 19 anni, vengo da Villa del Conte, un paesino in provincia di Padova. Nella vita lavoro con dei ragazzi disabili. Il mio sogno nel cassetto però è quello di diventare una giornalista sportiva. Miss Venice Beach fino ad ora mi ha regalato tantissime emozioni. Ancora adesso non ci posso credere di essere qui. Mi ha aperto la strada in quest'ambito, in questo mondo del calcio, del giornalismo sportivo. Di questo sono veramente contenta e felice. L'obiettivo mio di questo concorso era appunto di vincere la fascia Miss Gazzettino ed ecco, ce l'ho fatta. Brava, e allora hai già realizzato un tuo sogno, Isabel. Ma dimmi, sì, vieni qua nel centro, come hai fatto a ricevere così tanti voti? Grazie alla mia famiglia, soprattutto a mia mamma che è sempre stata costante a ricordarlo a tutti. Cioè deve avere anche una bella rubrica di amici, perché arrivare a 22.000 e non so quanti 800 voti, insomma non è che c'ha 2 o 3 numerini nel cellulare. O no? Vabbè, quello sì. Ah, ovvio. bene. C'è stata molta altra gente che mi ha sostenuto e di questo ringrazio. Bene, e allora in bocca al lupo per questa serata. Grazie. E ci vedremo più tardi anche nelle altre 2 prove. Grazie. Numero 2, Nicole Masiero, 1,68 m, 19 anni, di Spinea, del segno della bilancia.
ben arrivata. Ciao. Com'è stata questa prima passerella? Bravo. Ti tremavano un po' le gambe? Sì, e abbastanza. allora recuperiamo fiato e guardiamo il tuo showreel. Vieni qui con me. Ciao, sono Nicole Masiero, ho 19 anni, vengo da Spinea e sono una ragazza molto solare ma anche molto testarda. Da questo concorso mi aspetto di fare amicizie nuove e imparare nuove cose. Il mio sogno nel cassetto è diventare una modella professionista e lavorare per brand famosi. Nel tempo libero mi piace ascoltare la musica, faccio la parrucchiera. Da grande mi piacerebbe aprire un salone di bellezza. Ho già partecipato a questo concorso 3 anni fa e arrivare in finale ora è stata una rivincita, quindi spero di vincere perché sarebbe una soddisfazione personale. Oh, e allora abbiamo la vittoria in tasca qua, Nicole, eh? Però durante le dirette non l'hai detto quando ti ho chiesto chi pensi che vince? Teniamo i segreti per noi? Bisogna. E allora in bocca al lupo anche a te e divertiti tanto. In bocca al lupo. Ciao! Numero 3, Flavia Iseni, 1,68 m, 19 anni, arriva da Loreggia in provincia di Padova, del segno dei gemelli. Anche a te, Flavia. Buonasera a tutti. Sei felice? Ti vedo sorridente, hai gli occhi che brillano. Sì, molto felice. Scaricato un po' di tensione? Un pochettino, un po' più. E allora vediamo cosa dicono il nostro pubblico del tuo video, del tuo showreel. Vieni qui con me, vieni. Attenta. Ciao a tutti, sono Flavia Isegni, ho 19 anni e vengo da Loreggia in provincia di Padova. Studio in una scuola di moda, studio modellistica e disegno. Mi definisco una persona estroversa, solare e un pochino testarda. I miei punti di forza sono la voglia di mettersi sempre in gioco e di non ostacolarsi dai giudizi degli altri. I miei sogni sono di diventare una fotomodella per i brand più famosi. Ho partecipato a questo concorso per esprimermi come persona e a migliorarmi nel parlare con le altre persone. I miei hobby sono ascoltare la musica e il disegno, ormai disegno da quando sono piccola, e soprattutto sfilare, è un mio sogno che ho nel cassetto da 10 anni. Grazie a tutti e vi saluto, un bacio. E allora Flavia, hai appreso tutto quello che dovevi apprendere da questi corsi? Sì. Qual è stato il corso che ti è piaciuto di più? Il corso che mi è piaciuto di più è stato armocromia. Armocromia, sì. Hai trovato il tuo colore perfetto. Esatto, mi serviva molto. E allora buona continuazione. Grazie, e in bocca al lupo anche a te. Proseguiamo con la numero 4, Jennifer Traverso, 1,70 m, 22 anni, arriva da Sovizzo, Vicenza, del segno del Capricorno. Jennifer, te la sei goduta questa passerella, eh? Sì. Sei contenta Buonasera e soddisfatta? Sì, molto. Mi fa molto piacere. Che ci hai raccontato nel video?
Ho parlato un po' attualmente cosa sto studiando e i miei obiettivi futuri e il mio sogno nel cassetto. E allora andiamo a vederlo assieme, vieni. Ciao a tutti, sono Traverso Jennifer, ho 22 anni e attualmente sto studiando Ingegneria Chimica e dei Materiali presso l'Università di Padova e durante il weekend lavoro. Se dovessi descrivermi con alcuni aggettivi, sono una ragazza solare, i miei amici dicono che sono una ragazza simpatica, divertente, sono piuttosto testarda, cocciuta e mi piace arrivare fino in fondo agli obiettivi che mi impongo. Attualmente il mio sogno nel cassetto, nonché il mio obiettivo futuro, è quello di aprire un'azienda nell'ambito dell'ingegneria di processo, ma ancora da decidere l'ambito, se dal punto di vista della moda, quindi dell'abbigliamento e quindi la produzione di materiali innovativi, o dal punto di vista della cosmetica. Nel tempo libero mi piace tenermi in forma andando in palestra. La mia mascotte per Miss Venice Beach quest'anno è il mio coniglietto e incrocio le dita per questa finale. E allora le incrociate le dita? Sia delle mani che dei piedi? Sì. E allora chissà che ti portino davvero fortuna. Buona continuazione. Grazie mille. Grazie a te Jennifer. Numero 5, Sofia Tomei, 1,70 m, 18 anni, da Vigo Novo, Venezia, del segno del Toro. Anche a te Sofia. Buonasera a tutti. Oh, finalmente tutte belle, contente e sorridenti. Bisogna, perché diciamo che la tensione oggi si è fatta sentire un po' per tutti. Assolutamente sì. Vero? Però sì, poi sì. Sul palco, quando si fa il primo passo sullo scalino del palco, è come fare un click e accendere la luce. Esattamente. E allora accendiamo i riflettori sul tuo video? Vieni qui con me. Tutti, mi chiamo Sofia Tomei, ho 18 anni e vengo da Vigonovo in provincia di Venezia. Sono una studentessa e studio sull'indirizzo sulla moda. Mi descrivo come una ragazza semplice, timida anche se non sembra, e solare. Da grande vorrei tanto diventare appunto una modella oppure lavorare sul settore comunque della moda. Essendo una ragazza molto timida, spero appunto di aprirmi e riuscire a credere di più in me stessa. Ho scelto Miss Venice Beach appunto per far emergere il mio talento, che è appunto la danza. Infatti ho praticato danza classica, moderna e contemporanea per 7 anni. Oh, e allora guarda, sei perfetta Sofia, perché noi sai che siamo sempre alla ricerca di brave ballerine. Benissimo. Qui sul palco. Sei meno timida? Beh dai, mi sono un po' sbloccata. E allora quindi sì, manda sì, via sì. tutta questa tensione. Assolutamente. Che ci sono altre 2 prove. In bocca Spacchiamo. al lupo. Grazie. Brava. Ciao. Numero 6, Beatrice Dotto, 1,70 m, 17 anni, da Castelfranco Veneto, del segno del Leone. Ben arrivata anche a te. Come andate in questa passerella? Bella, molto emozionante. Te la sei goduta appieno? Sì. Qual è stato il corso che ti è piaciuto di più? Di make-up. Quello di make-up. Bene, allora vediamo se anche nella prova dello showreel ti sei ritruccata bene oppure no. Vieni qui che curiosiamo.
Ciao a tutti, sono Beatrice Dotto, ho 17 anni e vengo da Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. Nel mio tempo libero mi piace danzare e cucinare e passare del tempo con la mia famiglia e con i miei amici. Ho deciso di partecipare a questo concorso perché penso sia una bellissima opportunità per crescere dal punto di vista personale come persona, ma anche proprio dal punto di vista lavorativo, quindi migliorare il mio portamento e imparare dei trucchetti per truccarsi meglio e avere più confidenza di se stessi. Inoltre un mio segreto che in pochi sanno è che in realtà io non sono trevigiana ma sono friulana. Sono nata a Trieste e mi sono trasferita qua quando avevo all'incirca 9 anni e questa è una cosa che sanno poche persone. Ciao! Cioè, hai capito? Ci volevi pure fregare, una Miss Venice friulana. Sì. Va bene, allora, il corso l'abbiamo detto. Sei tesa per dopo? Un pochino sì. Un aggettivo per descriverti? Emozionata perché sono tesa, però sono anche tanto emozionata di essere qui. E allora goditela fino in fondo, in bocca al lupo anche a te. Grazie. Ciao Beatrice. Numero 7, Silvia Zecchin, 1,70 m, 19 anni, arriva da Noale del segno del Sagittario. Sempre più brave ragazze. Dopo questa settimana io non so voi se vi siete guardate allo specchio, vi siete viste, ma io vi vedo cresciute, migliorate davvero in tantissime cose, quindi sono orgogliosa di voi. Silvia, che ci hai raccontato nello showreel? Tante cose. Vediamo? Le mie passioni, eccetera. E allora andiamo a conoscerle. Ciao, sono Silvia, ho 19 anni, vengo da Noale e nella vita studio scienze politiche a Padova. Da grande mi piacerebbe diventare un'insegnante, insegnare o diritto o economia. Sono una ragazza molto solare, semplice, però sono molto emotiva. Infatti spesso mi metto a piangere per niente e sono anche molto ansiosa. La mia più grande passione è la ginnastica ritmica, infatti da quando ho iniziato l'università ho iniziato ad insegnare alle bambine che hanno 5 anni e il mio più grande sogno è portarle alle nazionali con me come tecnico federale ufficiale di ginnastica ritmica. E è stata la mia famiglia a spingermi a partecipare a questo concorso, infatti l'ho fatto per loro, non solo mio papà, mia mamma e le mie sorelle, ma anche i miei zii e le mie cugine, e loro mi ispirano, infatti sono molto felice che mi vengano a vedere alla finale. Penso si sia notato che sono anche un po' timida, infatti spero che questo concorso mi aiuti ad aprirmi e incrociamo le dita. Brava, brava Silvia. Vabbè, ringraziamo tutta la famiglia, mamma, papà, fratelli, zii, insomma, che hanno consigliato questo grandissimo concorso. Sarei curiosa di capire, ma dove l'hanno visto? Hanno visto la pubblicità? Sì, ne hanno sentito parlare in giro e ma mi hanno no, dovevi dire amavano la presentatrice li ha conquistati. Anche, ah, sono ecco, dimenticata. brava. Va bene Silvia, in bocca al lupo e divertiti. Grazie a te. Ciao. Numero 8, Martina Lombardo, 1,70 m, 17 anni, arriva da Chioggia del segno del Capricorno. Vieni. Dovete sapere che Martina ha una passione particolare. L'hai svelato nello showreel? Sì. E allora non svegliamo nulla, andiamo a vederlo e poi ne parliamo. Vieni.
Ciao a tutti, mi chiamo Martina Lombarda e ho 17 anni. Vengo da Chioggia, in provincia di Venezia. Frequento il 4º anno del liceo scientifico ed d'estate ho lavorato come barista, insomma mi do da fare. Ho la passione per le moto da cross, infatti ne ho una tutta rosa coi brillantini. È sempre stato il mio sogno fin quando ero bimba. Mi piacciono tantissimo gli animali, soprattutto i cani, e un altro mio sogno sarebbe avere un husky siberiano. Sto aspettando di andare via di casa per prendermene uno perché i miei genitori non ne vogliono, però intanto ho 3 tartarughe a cui voglio tanto bene. Il mio sogno è quello di viaggiare per il mondo e conoscere altre culture, città, visitarle. La mia città del cuore sarebbe proprio New York perché è bellissima, solo a vederla dalle foto così mi ispira un sacco. In bocca al lupo a tutte le ragazze, ci vediamo alla finale. Brava Martina, ma allora dimmi, questa passione per la moto da cross, però non può mancare il tocco femminile, cioè ovvero tutta rosa coi brillantini, eh? Ovviamente. Com'è? Raccontacela. Allora, è tutta nera e tutta nera o tutta rosa? Le plastiche sono nere, poi c'è il mio nome, il mio numero e tutto rosa. Ah, e ok. poi brillantini ovviamente. Che non possono mai mancare. Senti, lo facciamo un appello per questo husky, magari mamma e papà questa sera li convinciamo? E allora mamma e papà, un piccolo cagnolino così simpatico, No? Bene Martina, in bocca al lupo e buona continuazione. Grazie mille, buona serata. Numero 9, Fiorenza Dri, 1,70 m, 23 anni, da Martignacco, in provincia di Udine, del segno del Capricorno. Arrivata Fiorenza. Grazie mille, Quindi tu buonasera. saresti la seconda friulana, perché un'altra, hai capito? La Beatrice Dotto ce l'ha svelato nello showreel. Lei è nata in Friuli, quindi è una veneta acquisita. Ah, questo Quindi non lo hai sapevo. un'altra friulana con cui scontrarti, mia cara. Hai capito? bene, va bene. Com'è andata questa passerella? Bene. Ti sei divertita? Sì. Qual è stato il assolutamente. tuo corso migliore? Devo dire portamento, Il perché portamento. diciamo che le passerelle mi entusiasmano, anche il mondo della moda, e quindi mi sento a mio agio. E allora andiamo a vedere che cosa ci hai raccontato nello showreel. Ciao a tutti, sono Fiorenza Dri, ho 23 anni e vengo da Udine. Se dovessi descrivermi, io solitamente dico che sono Capricorno ascendente Leone. Io credo moltissimo nell'astrologia e questo segno mi rappresenta al 100%. Difatti solitamente sembro una ragazza molto fredda o introversa inizialmente, ma vi assicuro che non è per nulla così, anzi sono super sensibile e dolce. Se dovessi però trovare un difetto, perché ho anche quelli, ammetto di essere molto permalosa, ma ci sto lavorando. Se vi dovessi dire un segreto su di me è il fatto che da fuori sembro una ragazza molto sicura di me stessa, ma non è sempre stato così e tuttora non è sempre così. Come sogno nel cassetto, io devo dire che da poco ho visto Anastasia sul red carpet e ho detto io voglio arrivare lì. Non so se con Venice Beach o con qualsiasi altra esperienza che posso fare, ma ho visto che quello è proprio un ambiente che mi piacerebbe tanto e quindi voglio lavorare affinché questo sogno si possa realizzare. Ora, ma chissà che si realizzi anche questo bellissimo sogno. Insomma, sai che le nostre miss di Miss Venice Beach hanno avuto l'opportunità di sfilare sul red carpet già l'anno scorso con Emma Rossato, quest'anno con Anastasia Ru e chi lo sa il prossimo anno se ci sarà Fiorenza Dri. Chissà, vedremo. Vedremo. E allora lancia l'appello al pubblico, che gli dici per farti votare? Bevete. Bevete. Devo dire che qualcuno l'hai conquistato, Ciao Fiorenza, in bocca al lupo. Numero 10.
pesci, Gaia Casagrande, 1,70 m, 18 anni, arriva da Cittadella del segno dei pesci. Ben arrivata. Buonasera. Com'è andata in passerella? Bene, dai. Più facile o più difficile di come l'aspettavi? Semplice, dai. Semplice? Pensavo peggio. Pensavi sì, peggio, sì, ecco, sì. perché erano tutte terrorizzate, ma come? Ma ce la faremo, non ce la faremo, i tempi, invece anch'io. È andata? Sì. E allora vieni che vediamo il tuo showreel e poi ci accoliamo un po'. Ciao, sono Gaia Casagrande, vivo a Cittadella in provincia di Padova e ho 18 anni. Mi piace molto danzare e anche disegnare, infatti frequento il liceo artistico. I miei hobby principalmente sono appunto sempre danzare, anche suonare il violino, infatti l'ho suonato per più o meno 8 anni. Mi aspetto da questo concorso di divertirmi e soprattutto di essere più sicura di me stessa. In futuro mi vedo molto, diciamo, come una modella, infatti mi piacerebbe lavorare per il mondo della moda e lavorare per brand famosi. Sono molto felice di essere stata ripescata da Giuliferro Team. Spero di divertirmi appunto e di arrivare a un bel traguardo. E allora chissà che questo traguardo arrivi anche per te, Gaia. Sei stata molto soddisfatta? Sei contenta? Qual è il corso che ti è piaciuto di più? Quello di make-up, è stato molto bello e mi è piaciuto molto. Ti truccherai in modo diverso ora? Sì, adesso sì. Sì? Cosa facevi di sbagliato? Diciamo un po' il contouring non lo sapevo fare bene. Ecco, vabbè, insomma, bisogna fare un po' di esperienza. Sì. E allora in bocca al lupo. Grazie e buona mille. continuazione. Buonasera. Grazie. Numero 11, Lorenza Busillo, 1,70 m, 22 anni, arriva da Paese, Treviso, del segno della Vergine. Lorenza, ben arrivata, anche a te, bella sorridente. Sei divertita in passerella? Mi sono divertita, sì. Senti, allora tu sei stata la prima Miss che abbiamo eletto quest'anno, quindi la prima tappa di Jesolo, hai vinto la coroncina, sei stata Miss Leonardo Gioielli di Jesolo, hai dovuto aspettare un sacco per questa finale. Ne è valsa la pena? Ne è valsa la pena, sì. E allora vediamo che ci hai raccontato nello showreel. Ciao, sono Lorenza, ho 22 anni, 23 la prossima settimana. Sono nata in Calabria ma vivo in Veneto da tantissimi anni ormai. Studio lingue per il commercio internazionale all'Università di Verona. Amo ballare, penso sia il mio hobby principale. Amo il make-up, mi piace anche cantare, però nessuno lo sa. Ho deciso di partecipare a questo concorso principalmente per sconfiggere tutte le mie insicurezze o comunque provarci, perché ne ho tante, sono una ragazza anche molto timida e quindi alla mia età penso che servisse uno step per aiutarmi a realizzare quelli che poi sono i miei obiettivi, quindi affermarmi nel mondo della moda sia in prima persona, quindi nelle sfilate, shooting, set fotografici, che anche poi nelle retrovie a livello organizzativo, social, eccetera eccetera. Volevo ringraziare tutte le persone che mi stanno sostenendo in questo percorso, i miei genitori, la mia famiglia, i miei amici e il mio ragazzo, senza il quale non avrei nemmeno pensato di partecipare a questo concorso. Ciao a tutti! E allora vedi che ci sono sempre anche dei fidanzati che spingono e spronano le morose, come si dice qui da noi in Veneto, a questi concorsi. È stato lui? È stato lui a dirmi tu vai. Fai la tua esperienza e goditela tutta. Bene, sono curiosa di capire com'è che il tuo ragazzo sapeva di Miss Venice Beach. No. No,
La signora ride, è la suocera? No, giusto perché... perché? Perché appunto mi è stato proposto di partecipare a questo concorso. Gliel'hai detto. No, pensavo fosse prima fidanzato con una, poi non è passata, ha detto questa, aspetta mo che vediamo se con questa arriviamo. No, non è andata così. Va bene Lorenza, corso più bello che hai fatto? Armocromia. Armocromia, e allora che questi colori ti portino un arcobaleno di felicità, in bocca al lupo. Grazie. Numero 12, Margherita Bolsonella, 1,70 m, 21 anni, arriva da Mira del segno del cancro. Arrivata anche a te Margherita. Buonasera. Finalmente ci siamo arrivati qui in finale a Miss Venice Beach, vero? Sì. Ci abbiamo provato un paio di volte e quest'anno insomma ci sei riuscita. Certo. Com'è stato questo reality? Veramente interessante e anche molto divertente. Ho fatto nuove amicizie e ho imparato molte cose nuove. Che non sapevi? No, che non sapevo. E che ci hai raccontato? Cosa di bello qui nello showreel? Ho raccontato cosa studio, quali sono le mie passioni e che trascorro del tempo con la mia famiglia, insomma ho introdotto un po' chi sono. E allora andiamo a vederlo assieme. Ciao a tutti, sono Margherita Bolsonella, ho 21 anni e abito a Mira in provincia di Venezia. Nella vita sono una studentessa al terzo anno di lettere moderne all'Università Ca' Foscari di Venezia. Amo molto la cultura, l'arte, infatti viaggio e voglio conoscere posti nuovi, soprattutto quelli riferenti all'arte classica, greca e latina. E da grande il mio obiettivo sarebbe quello di diventare insegnante. Pratico danza classica e moderna, infatti lo scorso dicembre ho conseguito il diploma di ballerina classica alla Royal Academy of Dance di Londra. Amo trascorrere del tempo anche con la mia famiglia, con i miei nonni che sono anziani e abitano vicino a me. Con mio nonno amo giocare a carte e intrattenerlo, mentre con mia nonna insomma la porto in passeggiata con la carrozzina oppure le racconto ciò che io faccio durante il giorno e le leggo alcuni libri. Grazie a tutti, un bacio. Margherita, che bello avere ancora una nonna per raccontargli le tue giornate, no? È un po' come una seconda mamma la nonna. Sì, devo dire di sì, anche perché siamo vicini di casa, abita diciamo sotto di me, sotto il mio appartamento, quindi da sempre passo il pomeriggio con lei e amo veramente trascorrere del tempo con loro, con i miei nonni, perché anche mio nonno c'è ancora, per fortuna, anche se è molto anziano. E allora in bocca al lupo per te e anche per i nonni, che Sì, ne hanno grazie. sicuramente bisogno. Buona serata, grazie. Numero 13, Beatrice Russo, 1,71 m, 17 anni, Vallà di Riese, Pio X, Treviso, del segno del Sagittario. Beatrice! Buonasera a tutti. Ti stai divertendo? Sì, molto. Senti, sfatiamo subito il mito del numero 13. Sì, sfatiamo. Quindi che fa? Porta fortuna? Speriamo. Tantissima, e allora merda, 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 ecco, così bisogna dire. Vieni qui che guardiamo il tuo showreel.
Ciao a tutti, mi chiamo Beatrice Russo, ho 17 anni e abito a Vallà di Riese Pio X in provincia di Treviso. Mi descrivo come una ragazza semplice ma anche originale. Un esempio di questo è il fatto che io non ho orecchini, non ho nessun piercing o tatuaggio, però al tempo stesso amo le paillette e i colori brillanti. Frequento il liceo e in futuro vorrei studiare biotecnologie e diventare una ricercatrice in campo medico. Durante il tempo libero suono il violoncello, che è la mia passione, ma anche ballo, danza classica e hip hop. E mi piace anche molto leggere e organizzare viaggi e attività con le amiche in compagnia. E sono molto felice di poter vivere questa esperienza che reputo molto formativa, comunque interessante sotto tutti i punti di vista, e ringrazio YouStyle Magazine per questa opportunità. Brava Beatrice, devo dire che non ti dai per vinta, nel senso fai un sacco di cose. Hai del tempo libero per stare sdraiata in divano? Pochissimo, direi di no. No, non è nelle tue corde. Perché quando non sono a danza o musica studio. E c'è sempre qualcosa da fare. Allora goditi questa serata e in bocca al lupo. Crepi. Grazie. Numero 14, Arianna Musobelli, 1,72 m, 18 anni, San Martino di Lupari, Padova, del segno della bilancia. Anche a te Arianna. Grazie, buonasera. Come sta andando? Bene, molto bene. Sei pronta per questa serata? Sì, sono pronta. L'aspetto da un po'. Anche tu? Sì. Sì, è vero. E sono molto felice di essere qua, veramente. Era come te l'aspettavi? Sì, è stato uno dei primi concorsi che vidi quando iniziai questo mondo. E ho sempre cercato di provarci, però quest'anno è stato quello buono. È stato quello buono, sì. Bene, allora chissà che porti fortuna. Speriamo. Vieni che guardiamo cosa ci hai raccontato. Ciao, sono Arianna Musobelli, ho 18 anni e vengo da San Martino di Lupari. Sono una ragazza solare, gentile, disponibile e anche un po' testarda. Nella vita faccio la parrucchiera, il mio sport è il pattinaggio e faccio anche palestra. Il mio sogno nel cassetto è in un futuro entrare nel mondo della moda e diventare stilista e crearmi un mio brand personale. Amo viaggiare, infatti tra un po' andrò a Parigi per un po' di tempo. Il mio segreto, che non tutti sanno, è che sono di origine albanese e ogni anno vado lì perché è un posto bellissimo, soprattutto il mare, infatti ultimamente è sempre più visitata e c'è molto turismo. Dal concorso mi aspetto di fare nuove amicizie, sto conoscendo molte nuove ragazze e quindi sono molto felice e mi aspetto poi di avere delle proposte di lavoro. Oh dai, insomma ad alcune ha già portato fortuna Miss Venice Beach, chissà che la porti anche a te. Qual è stato il corso che ti è piaciuto di più, Arianna? L'armocromia. L'armocromia, qual è il tuo colore in palette? Inverno. Inverno, quindi cos'è, il nero? No, è i colori freddi, quindi argento, le cose un po' più fredde, sì. E allora chissà che ti porti fortuna questo inverno e tu lo scalderai con il tuo calore. Sì, speriamo. Buona serata e in bocca al lupo. Grazie, buona serata a tutti. Numero 15, Serena Forzutti, 1,72 m, 20 anni, da Padova, del segno del Sagittario.
buonasera. Ti vedo bella sorridente, rilassata, insomma, volavi su questa passerella, mia cara. Speriamo, sì, dai. Ti hai servito il corso con Sandra? Assolutamente. Ti senti migliorata? Più sicura, ho imparato nuove cose, assolutamente. E allora andiamo a vedere invece com'è stato il tuo percorso fino a qui. Ciao a tutti, sono Serena Forzutti, ho 20 anni e vivo a Padova. Nella vita studio all'Università di Diritto e Tecnologia e pratico tennis a livello agonistico. Mi reputo una ragazza molto attiva, solare, permalosa e testarda, però con tanta voglia di imparare, fare sempre cose nuove. Mi sono iscritta a questo concorso perché credo che sia un'ottima opportunità per iniziare a fare qualche lavoro e qualche esperienza più professionale. Mi aspetto di divertirmi e soprattutto imparare molte cose, tutte quelle che posso apprendere, cercherò di apprenderle nel migliore dei modi e spero di conoscere anche delle ragazze splendide e fare molta amicizia. Allora Serena, com'è andata? Hai conosciuto qualcuna di speciale? Sì, in questo percorso? Tante ragazze, alcune le conoscevo già, quindi ho stretto maggiormente, e altre invece le ho conosciute qui. Perché il pubblico dovrebbe votare per te? Perché credo di essere una ragazza che impara molto in fretta e quindi è molto attiva e vogliosa di fare sempre cose nuove e imparare. E quindi insomma chissà che sia di buon auspicio. Buona serata e buona continuazione. Grazie. Numero 16, Elisa Fuser, 1,73 m, 16 anni, di San Donà di Piave, del segno dello Scorpione. Buonasera a tutti. 16 anni, ma tra poco ne fai Tra poco 17, quindi insomma dai, non sei più la più piccolina. No, dai. Ecco, cosa ti è piaciuto di più di questo reality? Allora, sicuramente come corso armocromia, e poi di questo reality è stato molto bello conoscere ragazze nuove con le quali ho legato subito. Nel tuo video di cosa hai parlato? Nel mio video mi sono presentata, ho presentato la mia passione, il perché ho partecipato a questo concorso e anche dei miei sogni. E allora sono curiosa, andiamo a vedere. Ciao, sono Elisa, ho 16 anni e vivo a San Donà di Piave. Frequento l'Istituto Tecnico Leon Battista Alberti, dove studio relazioni internazionali e marketing. Il mio hobby preferito è ascoltare musica e soprattutto mi piace ballare. Infatti pratico da 9 anni danza latinoamericano di coppia a livello agonistico, quindi partecipo anche a competizioni di livello nazionale e internazionale. Mi posso definire una ragazza semplice, determinata e solare, però anche testarda. Il mio sogno nel cassetto non è un sogno ben preciso, ma ho tantissimi desideri in vari ambiti, quindi sia scuola sia sport, che mi piacerebbe realizzare. Mi hanno consigliato di partecipare a questo concorso i miei genitori e in particolare mio papà, e ho deciso di prendere la palla al balzo per provare una nuova esperienza. Visti i risultati ottenuti fino adesso, devo ammettere che il papà aveva ragione, quindi grazie papi. Papi, anch'io dico così, quando ho bisogno di qualcosa, dico papi, scusa papi, no, perché se aspetto mio marito hai voglia, resta al buio a casa, non cambia neanche una lampadina. Mi tocca chiamare papi, allora lui arriva, i papi fanno così, Sì, è vero? così, Tu hai è anche un vero. fratello, Elisa? No, sono figlia unica. Ecco, invece io ho pure un fratello che lui invece all'opposto fa mami, ecco, e quindi abbiamo un 50-50 a casa. Allora, che puoi dire a questo pubblico per farti votare? Posso dire che sono una ragazza appunto semplice, ma che sa trasmettere nonostante questa semplicità. E allora chissà che ti trasmetta il più possibile tutto questo palco. Esatto. Ci vediamo più tardi, mia cara. Numero 17, Selma Ingud, 1,74 m, 20 anni, da Fiesso d'Artico, del segno del Capricorno.
Benvenuti Selma, ben arrivata. Grazie. Devo dire che questa passerella suona di rivincita, Abbastanza. Te la sei proprio goduta, perché insomma Selma è stata una nostra Miss fasciata anche nel 2018, giusto? 19. Adesso ho detto, prima ho preso una fascia, adesso voglio andare su. Sì. Voglio arrivare allo scalino più alto del podio. Diciamo di sì. Diciamo? Sì? Spero. No, sei stata l'unica che ha avuto la faccia tosta di dire durante le votazioni chi vuoi che vinca, e lei ha detto io. Giusto? Bisogna avere un po' testa. Testa? Essere Sì. abbastanza sicure di sé, secondo me. Ok. Se una persona punta la corona, Bisogna tirar fuori tutto, Hai vinto? Ecco, ma poi dove questo tavolo è bello coinvolto con le nostre ragazze, ecco. Selma, andiamo a vedere il tuo showreel, vieni. Ciao, sono Selma, ho 20 anni e abito in Fesso d'Artico in provincia di Venezia. Ho già partecipato a Miss Venice nel 2019, ma voglio ripartecipare per vincere la corona. Nella vita faccio la modella, mi piacerebbe proseguire in questa strada qui. Nel 2019 ero stata classificata alla finale con una fascia, però al tempo non esisteva reality. Sono curiosa di scoprire i corsi e soprattutto quella di portamento. Brava Selma, allora insomma abbiamo capito che sei una donna tenace, una tigre della Malesia qui sul palco. Digli, oltre a essere testata, perché devono farti vincere? Che domanda difficile. E come? No, perché? Perché dovevano votare te? Perché ci tengo tanto, perché comunque con Miss Venice nel 2019 ero cresciuta abbastanza e da quel percorso lì ho avuto molta più sicurezza nello sfilare, nel parlare davanti alle persone e sì, vorrei anche chiudere la mia carriera nei concorsi di bellezza, magari vincendo Miss Venice. Oh, grazie Selma. E allora in bocca al lupo e buona continuazione. Numero 18, Asia Pezzano, 1,76 m, 17 anni, da Sottomarina, del segno dei pesci. Buonasera a tutti. Come sta andando? Sta andando molto bene, sono molto contenta di essere qui oggi. Sei soddisfatta? Sì, dai. Senti, allora pensa a uno dei tuoi tanti misteri. Dopo, alla fine del video, ce lo racconti. Ci devi svelare un altro tuo segreto. Sei pronta? Posso farcela. Dai, allora vediamo quello che ci hai svelato qui sul LED wall. Sono Asia Pezzan, ho 17 anni, vengo da Sottomarina e frequento il liceo artistico a Venezia. Sono una ragazza determinata, molto curiosa e altamente testarda. I miei progetti per il futuro, sebbene mi piace tenerli nascosti, posso dire che comunque c'entrano il lato artistico. È la seconda volta che partecipo al reality di Miss Venice Beach e quest'anno voglio proprio parteciparlo con più sobrietà. Sono appassionata di sport, mi piace la musica e viaggiare. Fin da quando ero piccola mi è sempre piaciuta la musica hip hop e mi piacerebbe appunto viaggiare in giro per il mondo esplorandolo, senza meta. Sono una ragazza misteriosa, ma questa volta decido di svelarvi un mio segreto. Vegetariana. Che devo dire, Asia? Asia, tu sei bella perché vieni fuori ogni tanto con queste perle. Il bello è perché poi lei l'ha detto, perché alla tappa ha vinto la fascia di Consorzio Sigillo Italiano. Quindi Fabiano Giuliano, lei si è portata a casa 7-8 kg di costate e hamburger e via dicendo dell'azienda agricola Bernardi, e non le ha mangiate, ma le ha cucinate per tutta la sua famiglia. Sì. Vero, Asia? Assolutamente, ed erano squisite. E veramente chi l'ha squisite. detto, te o? Non personalmente, ma sembravano veramente squisite.
Ti adoro, Asia. In bocca al lupo. Grazie e buona mille. continuazione. Buona cena. Grazie. Proseguiamo con la numero 19, Elisabetta Rossi, 1,76 m, 16 anni, arriva da Cadone, che è del segno del Toro. Elisabetta, com'è andata per te questa passerella? Buonasera a tutti, bene, bene. Hai anche tu qualche segreto da svelare? No. No? Sei vegetariana? No. La carne la mangi? Sì. E allora siamo sul punto giusto. Allora, raccontaci qualcosa, anzi no, non raccontaci perché vediamo lo showreel, solo un aggettivo per farti conoscere, quello che preferisci, che ti descrive di più per farti conoscere dal pubblico. Altruista. Altruista. Molto. Bene, allora ne ci accogliamo dopo, intanto vediamo il tuo video. Vieni. Ciao, sono Elisabetta Rossi, ho 16 anni, abito a Cadoneghe, un paesino in provincia di Padova. Mi definisco una ragazza ottimista, altruista e tenace. Il sorriso penso sia il mio punto di forza, dato che è molto contagioso. Mi piace viaggiare e sono molto sportiva. Sono una studentessa al 3° anno del liceo scientifico sportivo e infatti pratico ginnastica artistica, nuoto, pattinaggio artistico su ghiaccio e studio pianoforte. Il mio sogno del cassetto è diventare una fisioterapista e posare per marche importanti. Sono qui a Miss Venice Beach perché una mia amica mi ha consigliato di partecipare e spero che questa esperienza sia molto bella, anche perché spero di legare molto con altre ragazze e di imparare molte cose e soprattutto di divertirmi. Vi auguro una buona serata e mi raccomando, votate per me. E allora votiamo per lei. Com'è andata in questa settimana? Elisabetta, hai fatto tante amicizie, ti sei divertita, hai imparato tante cose? Esattamente, mi sono divertita moltissimo, ho, come dicevo, legato con tutte le altre ragazze e spero di portarmi Tutte a casa d'accordo? Nessuna antipatica? Nessuna antipatica. Ah, vabbè. Strano vabbè. ma vero, Strano ma veramente. vero, andremo a scoprirlo. In bocca al lupo e buona continuazione. Grazie, buona cena. Ciao Elisabetta. 20, Anna Rossi, 1,76 m, 18 anni, da Mestrino, del segno del Capricorno. Ben arrivata! Grazie allora, mille. se devo buonasera. dire, Anna è la più chiacchierona di tutte. È vero? Vero, dai. Da come si sveglia, quando va a dormire parla pure nel sonno, così dicono le tue compagne. Sì, giusto. È vero? Sì, è vero, è verissimo. Ecco, guarda che questa è una bella carta vincente se vuoi fare la presentatrice, perché anche di me esatto. dicevano lo stesso, che parlavo pure nel sonno. Beh, la nostra parlantina, diciamo, ci aiuta. E ci aiuta, sì. Allora vediamo che cosa ci hai raccontato nello showreel. Ciao a tutti, mi chiamo Anna Rossi, ho 18 anni e vengo da Mestrino in provincia di Padova. Nella vita sono una studentessa del liceo classico e se mi dovessi descrivere con degli aggettivi userei sognatrice, generosa e ambiziosa. La mia passione è la moda e infatti questo mi ha portato a iniziare il mio percorso come modella. Quando sfilo mi sento completamente me stessa e adoro portare le altre persone nei miei mondi. La mia passione è la recitazione, è il mio sogno fin da piccola
insieme all'essere una presentatrice. Infatti io amo stare in mezzo alle persone e dialogare con il pubblico. Spero di avervi conquistato con questo video e ci vediamo in finale. Brava, brava Anna, allora io spero che tu li abbia conquistati, ma visto che sei una presentatrice, lanciamo un appello qui dal palco per conquistarli ancora di più. Allora, un motivo per cui dovrei vincere Miss Venice Beach secondo me è che sono una persona solare, sono una persona genuina, tendo a portare sul palco quello che sono, non riesco a portare quello che non sono, semplicemente perché mi mostro esattamente così come sono. Inoltre sono una grandissima sognatrice, però non ho paura di lavorare per quello che veramente io desidero. E allora grazie Anna e Grazie buona a voi. continuazione. Numero 21, Giada Campello, 1,77 m, 17 anni, da Caltana, Venezia, del segno del Capricorno. Eccoti, ben arrivata Giada, qui andiamo sempre più su, sempre più alte le nostre miss. Cosa ti è piaciuto di più di questi 4 giorni? Beh, allora, posso dire che è una scelta molto difficile, mi è piaciuto veramente, ma veramente tutto. Però se proprio devo scegliere sono indecisa fra il corso di portamento e il corso di armocromia. Ah, vedi, ma sono stati un po' i più gettonati, forse perché sono portamento, perché è quello che ti serve di più poi nel mondo delle sfilate, e quello di armocromia per conoscerci un po' più a fondo, capire con cosa stiamo bene, con cosa magari veniamo valorizzate, più peraltro per i colori, con le varie stagioni, estate, inverno, autunno, primavera. Tu che sei? Io sono un inverno. Un inverno? Quanto è inverno? Andiamo a vedere il tuo showreel e poi facciamo altre 2 chiacchiere. Ops, vieni. Vai di là, è uguale. Attenta che qui ci si inciampa. Ciao a tutti, sono Campello Giada, ho 17 anni e quest'anno frequenterò il 5º anno alla scuola Newton Pertini di Campo San Piero all'indirizzo moda. Mi descrivo come una persona molto emotiva, sensibile e, se si può dire, anche simpatica. Ho scelto di partecipare a questo concorso perché mi è sempre piaciuto il mondo della moda, infatti vorrei poi farlo diventare un lavoro, la mia professione. Gioco a pallavolo a livello agonistico da ormai una decina d'anni e da poco sono entrata all'interno di un'agenzia per modelle e fotomodelle. Mi è sempre piaciuto questo ambiente e voglio far sì che questo diventi il mio futuro. Sono molto contenta di intraprendere questa strada e questo percorso e vi aspetto tutti alla finale. Ecco, allora sei molto contenta, il tuo sogno nel cassetto è fare la modella. Qual è il tuo stilista preferito? Posso dire Donatella Versace. Ah, anche perché insomma tu adori poi creare e ti sei presentata in serata con un abito cucito da te, quindi magari potrai essere modella ma anche stilista, perché no? In realtà adesso è un po' contesa la cosa, mi piace moltissimo sia disegnare gli abiti che sfilare e poi indossarli. portarli. Esatto. E allora pensaci ancora su e poi ce lo dirai alla fine della serata. Ciao Giada, buona serata. Numero 22, Benedetta Kovacevic, 1,78 m, 16 anni, da Tiene, del segno dello Scorpione. Benedetta. Grazie, buonasera a tutti. Cosa ti è piaciuto di più in questi giorni? E allora, innanzitutto essere venuta qua per me è stata un'esperienza magnifica, perché ho fatto conoscenza con tantissime ragazze, mi sono divertita tantissimo e mi sono piaciuti tantissimo i corsi che ci avete permesso di fare. Il più bello?
Quello di make-up. Quello di make-up. Hai imparato a truccarti diversamente. Sì. Vedremo imparerò. se queste sopracciglia andranno o non andranno più chiare o più scure. Questo era il dilemma di Benedetta durante il corso. Ma andiamo a vedere il tuo percorso fino a qui. Vieni. Ciao a tutti, sono Benedetta, ho 16 anni, vivo a Tiene in provincia di Vicenza. Nella vita studio al liceo linguistico e pratico pallavolo in Serie B. Mi definisco una ragazza molto iperattiva perché ho sempre voglia di fare, ma soprattutto sempre voglia di arrivare più in alto. Il motivo per cui sono qua è perché mi piace molto sfilare. Da questa esperienza mi aspetto di fare molte amicizie e conoscere bene tutte e soprattutto di dare me stessa al meglio. Un mio piccolo segreto è che sono italo-croata, mia mamma è italiana e mio papà è croato. Spero di avervi conquistati e niente, ci vediamo alla finale. E se non li avessi conquistati, che facciamo? Li conquisti adesso? Certo. Un tuo aggettivo per conquistarli? Oddio. Dillo, così. Simpatia, sono simpatica. Sei simpatica, vabbè, sono una bionda simpatica. Giusto. Buona continuazione, Benedetta. Grazie. Numero 23, Anna Toniutti, 1,78 m, 19 anni, arriva da Tarso in provincia di Treviso, del segno dell'Ariete. Buonasera a tutti. Cosa fai nella vita? Nella vita sono una studentessa di lettere moderne e allo stesso tempo lavoro anche come modella. Il corso più bello che hai fatto? Il corso più bello è stato quello di armocromia. Ah, anche a te. Che stagione sei? Summer Spring. Summer Spring. Andiamo a vedere il tuo video e poi ne parliamo. Vieni. Ciao, sono Anna Toniutti, ho 19 anni e vivo in un piccolo paesino nelle colline del Prosecco. Nella vita sono una studentessa universitaria alla facoltà di lettere moderne. Mi definisco come una ragazza solare, sincera, allo stesso tempo anche un po' testarda. Le mie passioni sono l'atletica, ma allo stesso tempo mi piace moltissimo il mondo della moda. Infatti uno dei miei sogni nel cassetto è quello, oltre che a laurearmi, è di poter appunto sfilare per importanti brand, ma allo stesso tempo anche posare. Mi sono iscritta a Miss Venice Beach perché mi piace mettermi in gioco e soprattutto per fare un'esperienza fantastica. Grazie per la fiducia di questa esperienza fantastica, Anna. Ti sei messa in gioco? Sì. Sì? Qual è la tua carta vincente? La spontaneità. La spontaneità. E allora divertiti davvero tanto e in bocca al lupo. Grazie, Anna. Numero 24, siamo arrivati alla fine. Rossella Lorenzi, 1,80 m, 18 anni, di Jesolo, del segno del Leone. Rossella, ben arrivata. Buonasera, buonasera. Sempre più in alto qua, Io ho detto non bisogna essere più alti della presentatrice. Prossima volta senza tacchi. Va bene, no. va bene, ok. Come hai pure in punta di piedi ti metti? No, scherzo. Come ti descrivi a questo pubblico, Rossella? Mi descrivo come una persona molto empatica, curiosa e, come poi dirò nel video, un'inguaribile indecisa. Un'inguaribile indecisa, andiamo a vedere perché.
Ciao, sono Rossella, ho 18 anni e studio al liceo classico. Mi definisco una persona molto empatica, estremamente curiosa, ma un'inguaribile indecisa. Le mie passioni sono la pallavolo e da quest'anno diventerò volontaria di un'associazione che organizza viaggi all'estero. Da Miss Venice Beach mi aspetto una grande crescita personale, avere più fiducia in me stessa e fare tante belle amicizie. Mi piace molto viaggiare perché sono curiosa di scoprire nuove culture diverse dalla mia. Ho trascorso l'anno scorso all'estero, in Belgio, e è stata una delle esperienze più belle della mia vita. I miei obiettivi futuri sono trovare un'università che mi soddisfi e mi paghi e, se possibile, continuare nel mondo della passerella e sfilare per alcuni brand. Questa sono io, un bacione, ciao a tutti! Questa sei tu, ci fa molto piacere. Allora, cos'è che dicevi nel video, no? Che sei un'eterna indecisa. Perché? Quali sono questi dilemmi della vita? Perché mi piace analizzare le cose, mi piace vedere i lati positivi, i lati da migliorare, di tutte le scelte. Quindi quando devi fare una scelta ti fai quella lista come nei film, il pro e i contro a destra e a sinistra, e poi checchi quelli che vincono? Sì, è per questo non so mai cosa scegliere. Ecco, perché poi alla fine arrivi a metà e dici mo mi tocca ricominciare. Sì. Perché mi dispiace perdere i lati positivi di quello che non scelgo. È vero, effettivamente hai ragione. In bocca al lupo, deciditi per questa sera perché devi dare il massimo in passerella. Sempre. Ciao Rossella, grazie. Eccole, queste erano le nostre 24 concorrenti. I giurati hanno votato dall'1 al 10 per la presentazione. Io vorrei fare un applauso anche a il nostro videomaker che in queste giornate davvero molto intense ha lavorato, non vorrei dire quasi 24 ore, ma 22 sicuramente, e ha realizzato questi fantastici showreel e tutti i video daytime che sono andati in onda in diretta sul sito del Gazzettino e poi anche sulla Wow TV. Quindi grazie a Gianpietro Meneghini, grazie mille GP. Vi voglio presentare tutte quante le Miss che ci hanno accompagnato durante il 2022. Quindi fate un grandissimo applauso alle nostre Miss. Fillo italiano, Elena Cavazzina. Elena, Miss Gueme Vision Academy, Elena Dufonic. Mosella Nicole Perlini. Letegnu è la nostra ballerina Laura Colomba. Venice Beach 2022, Anastasia Orru. Ci siamo. Sì. Mi hanno rubato la cartellina. Come? Chi? Sì, io devo salutare tutti i partner del nostro reality, ma mi hanno preso la cartellina. Quindi adesso vediamo se Federica, facciamo salire sul palco anche lei, la giustamente. nostra
Talent Scout, vieni Federica Driusso. Allora Anastasia. Elisa. Anastasia. Andiamo insieme. Di nuovo una sfilata, Dai, io e te, dai. dopo. Io Come la prima posso dirti che volta. sono un po' emozionata? Ah sì? Perché allora ho sbirciato di sopra, per quello mi sono ritardata ed è stata bravissima Emma a prendere in mano la situazione. La curiosità è più forte di me. Sono donna, che ci devo fare? Ho voluto almeno curiosare un pochettino a che punto stavano con l'assegnazione delle fasce. E devo dire che i nostri giurati ci stupiscono sempre. Perché poi, sai cosa succede? Non sono forse tanto i giurati, mi correggo, sono le miss che ci stupiscono. Perché iniziano un percorso e poi in passerella si trasformano, danno il meglio di sé e quindi tante di loro hanno davvero ribaltato la situazione per le scelte dei giurati. Io devo dire che rispetto alle tappe le ragazze sono migliorate tantissimo. Cioè oggi le ho viste proprio brillare. Devo è vero, dirlo. è vero. Sì, sono Senti, state ma brave. fai un'intervista anche alle tue colleghe, perché è vero, noi abbiamo sempre parlato di te, è vero, che effettivamente finisce il tuo mandato questa sera a mezzanotte, no? Sì. Però il mandato finisce pure per loro. È vero. È vero, Sentiamo. perché insomma anche loro hanno avuto amori e sotterfugi durante queste serate di Miss Venice Beach, insomma, però ora finiscono, che ci raccontano poi? Laura, com'è andata quest'anno? Ma devo proprio lasciarvi? No, non ci lasci, sai che sei un pezzo di cuore, Laura. No, quest'anno è andata benissimo e ringrazio appunto Elisa perché mi ha dato tantissime opportunità lavorative, quindi grazie mille. Sei cresciuta tanto Sono perché cresciuta sei tanto. diventata una ballerina Esatto. a fianco di Camilla Baldini, la nostra étoile di Miss Venice Beach, nonché Miss Coraia del 2020. Se non erro, ormai insomma sono 3 anni che balla con noi e quest'anno è stata affiancata da Laura, che ha fatto davvero dei passi da giganti. Complimenti. Grazie mille. Nicole Perlini, la nostra Nicole, anche lei insomma ne ha fatte quest'anno. Ciao Elisa, sì, è stato un anno bello intenso, ma bellissimo, veramente, lo ripeterei 100 volte. Mi dispiace lasciare il team, ma dai, ogni tanto sicuramente Vi chiamerò. Sì. Grazie Nicole. Miss Venice Beach è sicuramente il concorso che, come sai, penso tu lo sappia, consiglio sempre più di tutti. Ed è stata veramente un'esperienza magica che mi ha fatto crescere per davvero. Grazie. La nostra Miss Consorzio Sigillo Italiano, Elena io. Cavazzina. Quante costate ti sei mangiate in quest'anno? Non abbastanza. Diglielo al tavolo lì in fondo, diglielo al tavolo lì Io in fondo. comunque ho fatto il mio lavoro nel Sì. modo migliore, perché mi sono sempre assicurata che la qualità della carne fosse ottima. Sì, ma è brava, in è ogni, vero, hai fatto- in ogni esperienza fatta durante l'anno. Quindi assaggiavi, portavi a Esatto, casa, consigliavi. Bene. esattamente. Ci fa molto piacere. Jelena! Eccoti, buonasera mia cara. Com'è andata quest'anno? Mi sono divertita tantissimo, ho avuto anch'io molte opportunità sia di lavoro che di migliorare me stessa. È stata un'esperienza stupenda e sono anche molto contenta delle conoscenze che ho fatto dietro. Ti senti più sicura ora? Sì, beh, sicuro. Bene, brave ragazze, complimenti. Adesso andate a prepararvi dietro perché è arrivato il momento, ognuna di voi premierà la successiva Miss che partirà con noi in questa nuova avventura del 2023 e dovete dare un sacco di premi perché insomma abbiamo ricevuto da tutti i nostri partner un sacco di cadeau per le nostre Miss. Allora io chiederei alla regia, grazie ragazze, potete andare, di prepararmi il video dei loghi dei nostri partner. Innanzitutto Eiwa Sport & Spa ci ha accolto in questi 4 giorni come nostra base di partenza per il reality, partenza e arrivo per il reality, ma abbiamo soggiornato e abbiamo coinvolto tantissime attività del Portoghese, quindi a partire dall'Hotel Residence Portus ringraziamo Francesco Bragato, il Caffè Lemene con Raffaello e Maria che ci hanno coccolato tutte le mattine con una grande colazione, il locale Pilsen con Matteo e Andrea Campora che ci ha fatto divertire nella prima serata,
Alta Marea, il ristorante di Concordia Sagittaria con Salvatore ed Elisa che ci ha coinvolto nell'ultima serata. Poi Borgo 38 con Vidon, Stefano e Veronica nella serata di mezzo, quella che ci ha fatto fare tardi. Una location fantastica. Salutiamo anche Capital di Mauro Ternici. Senza freni, il giro in bicicletta, perché le nostre miss in questi giorni non hanno fatto solo dei corsi, ma si sono anche cimentate come delle inviate per il programma TV di Tra Città e Sapori, che andrà in onda proprio domenica su Antenna 3 alle 16, quindi ringraziamo l'azienda di Bibbione Senza Freni. Siamo andati anche a Concordia con l'associazione di Francesco per la voga alla Veneta, quindi le abbiamo fatte anche vogare, grazie. E poi Carlo Giacomin con il caffè numero 1, che ogni momento era buono per bersi un caffè in compagnia. Ringraziamo anche le boutique con i fiori e Giuseppe, Alessandra Zulianello per gli omaggi che daremo successivamente alle miss, e poi non poteva mancare il dolce, quindi il gelato di Oltre. Un ringraziamento particolare anche a Leonardo Zanco. Poi il gelato è qui a disposizione per tutti gli ospiti e vi consiglio davvero di assaggiarlo. Ora, questi sono stati tutti i nostri partner che ci hanno, diciamo, accompagnato in questa super avventura, un'avventura che è quasi giunta al termine, ma che sicuramente si ripeterà nelle prossime edizioni. Per questo chiedo a tutti i giurati di raggiungermi dietro al palco, facciamo sfilare con un ultimo serpentone le nostre concorrenti e poi siamo pronti per decretare le miss che passano il turno. Numero 1 Isabel Zanchin, numero 2 Nicole Masiero, numero 3 Flavia Iseni, numero 4 Jennifer Traverso, numero 5 Sofia Tomei, numero 6 Beatrice Dotto, numero 7 Silvia Zecchin, numero 8 Martina Lombardo, numero 9 Fiorenza Dri, numero 10 Gaia Casagrande, numero 11 Lorenza Busillo, numero 12 Margherita Bolsonella, numero 13 Beatrice Russo, numero 14 Arianna Musubellio, numero 15 Serena Forzutti, numero 16 Elisa Fuser, numero 17 Selma Aingood, numero 18 Asia Pezzan, numero 19 Elisabetta Rossi, numero 20 Anna Rossi, numero 21 Giada Campello, numero 22 Benedetta Kovacevic, numero 23 Anna Toniutti, numero 24 Rossella Lorenzi. Siete felici? Siete contente? Comunque vada, è stato un successo? Sì? Allora, innanzitutto io vorrei darvi il risultato della sfida del Pampiuma Masterchef per le nostre miss. Quindi vorrei sul palco Massimiliano, titolare di Pampiuma. Dov'è Massimiliano? Scusatemi se non vi vedo. Eccolo, vieni Massimiliano, vieni. Perché quest'anno abbiamo fatto un gioco con le nostre miss. Prendi anche un gelato lì dalla console di Radio Wow. Abbiamo fatto un gioco, vieni, passa, so che c'è un bel vedere. Eccoci, allora, intanto sono diventate tutte matte queste miss di tutta l'edizione a mangiare Pampiuma e Pampiumino con la Nutella. A dire il vero ci hanno chiesto, ma il tramezzino gourmet possiamo farlo con la Nutella? Assolutamente. Insomma, abbiamo realizzato una sfida Masterchef Miss con le nostre concorrenti divise a squadre, 12 squadre, ognuna ha realizzato, utilizzando i prodotti dei partner con la base il Pampiuma, un tramezzino gourmet raccontando quelle che sono le loro passioni, i loro gusti, e la giuria composta da Umberto Pizzinato, che ringraziamo anche con Confartigianato, che ci ha sostenuto in questa grande manifestazione, e lui si è divertito e ha detto: caspita, non sapevo che il Pampiuma fosse così buono. Si è mangiato 24 tramezzini tutti in una sera, hai capito? Ha
fatto strabene. Ha fatto Comunque hai strabene. ragione che qui ti brucia la Vedi, infatti quando io vi dico non vi vedo è perché la luce è proprio molto forte, ma ti aiuta, no? Perché tu non vedi quanti ci sono dietro, quindi tu vai liscio, sembra Non di ti agiti, non non ti ti agiti, sembra di parlare da soli. Insomma, allora abbiamo assegnato assieme ad Umberto, c'erano anche Elisa e Salvatore di Alta Marea, e loro hanno da chef, da cuochi, insomma ristoratori, hanno Umberto da esperto in food, ecco perché lui è l'esperto in food, e noi dove sta Umberto? Non lo vedo, dov'è che è Umberto? Ecco, e hanno decretato la coppia vincitrice, quindi chiamiamo le nostre Miss, le nostre vallette con le 2 fasce di Pampiuma, con i premi. Ce l'hai il premio, Massimiliano? Sì, solo che li ho lasciati al tavolo. Ecco, qualcuno porti il premio. Vai, andiamo a prendere il premio. Eccolo qui, che è un orologio sportivo per le nostre 2 Miss e una fornitura di Pampiuma per Considerando quello che consumano, dura 2 giorni. Dura 2 giorni, sì, è vero. Ogni tanto dicono le Miss le portiamo fuori a cena. No, conviene comprargli da vestire. decisamente. Sei deciso. Conviene portargli da vestire. Eccola, ben arrivata, grazie mille. Allora, dove stanno Te la le fasce risparmio, Pampiuma? amore, te la risparmio. Vieni Laura, con il mazzo di fiori omaggiato da Le Boutique. Salutiamo e ringraziamo Giuseppe. Vincono le 2 fasce da damigelle, significa che possono essere accumulabili anche con le altre dei partner. La coppia composta da La numero 9 e la numero 18. Fiorenza Adri e Asia Pezzan. Eccole ragazze, hanno fatto un ottimo lavoro. Massimiliano, metti le fasce. Hanno fatto il tramezzino gourmet più buono. Queste sono brave ragazze. Eccole qua, queste sono per voi. Prendete la vostra fornitura con l'omaggio, che è un cadeau dell'azienda Pampiuma. E insomma, grazie di essere con noi. Grazie insomma. a voi, serata stupenda. Bravo. Non Grazie. pensavo fossi così brava. Ma pensa un po', Massimiliano, pensa un po'. Cioè, vuol dire che ci sei anche l'anno prossimo? Probabilmente sì. Ragazze, sfilata. Musica DJ. Gianni Stival, dov'è Gianni? È già dietro le quinte? Gianni? È già dietro? Gianni Stival, eccoti, vieni. Hai preso il microfono, Gianni? C'è un muro di Miss. Non male però come scena, questa cosa. Preferisci stare di là o di qua? Qua! Oh, che fischi, vieni. Preferivi stare di là o di qua? Di qua? Al centro con me. Allora, anche i Pescaori sono nostri partner da un paio di edizioni. Io ho fatto delle fantastiche ricette, le porteremo nelle fiere internazionali, un po' dappertutto, insomma, perché esportiamo il nostro buon prodotto, il nostro buon pesce veneto dappertutto. No, Gianni? Sì, noi facciamo diverse fiere sia italiane che all'estero. Girati che Adesso così ci vedono. prossimamente Eccola il qui 2, Elena. 3, 4 andremo a Vigo e quindi anche lì avremo il nostro stand e presenteremo i nostri prodotti del E ci Veneto. servirà una, diciamo, testimonial proprio per l'occasione. Quindi questa è la fascia, Gianni, eccola qua. Grazie. Per la nostra Miss, allora, ricordiamo sempre un bellissimo mazzo di fiori delle Boutique, la telecamera GoPro offerta da Coraia, un gioiello della Murina Murano, gli ingressi alla spa con massaggio qui in Ewa Sport & Spa, i prodotti di My Sun, hanno un buono
di 50 euro di spesa dei prodotti che più preferiscono e anche la possibilità di un trattamento all'interno dell'azienda. Insomma, un sacco di roba. C'è anche poi, aspetta che mi sono dimenticata, c'è anche Alessandro Giulianello che ha fatto l'omaggio. Dove sta Alessandro? Un super profumatore per le nostre ragazze per queste serate invernali da passare davanti al camino, insomma. Passa il turno. La Miss, la leggi? Dico io? Dilla tu. Il numero? Sì, di il numero. Il numero 9. Fiorenza Dri! Fiorenza, doppia fascia, il food diciamo è la tua passione. Eccoci qua, vai! Gianni, puoi andare, lasciami il microfono così facciamo prima. Parliamo ora di Coraia, con noi c'è Ilaria Branca. Dov'è Ilaria? Vieni. Presidente dell'azienda, un'azienda internazionale che posso dire sta con Miss Venice Beach dal 2011 quando abbiamo iniziato. Ciao, ben arrivata. Buonasera, grazie. Come è stata divertente questa serata? Ecco, allora anche in questo caso noi assegniamo un bellissimo mazzo di fiori, c'è la nostra Nicole Perlini, una telecamera GoPro, il gioiello della Murina Murano, l'ingresso all'interno della spa Ewa Sport & Spa con il massaggio, i prodotti di Maisan con il 50 euro di buono e l'attività all'interno dell'azienda, insomma un sacco di cose, il profumatore anche per lei. Vince la numero 7, Miss Coraia Silvia Zecchin. Fatti la passerella, goditela, è il tuo momento. Sul palco Emma Rossato in rappresentanza di Radio Wow, di tutti gli speaker, i DJ, i vocalist, del nostro direttore Stefano Mattara, che devo dire l'anno scorso Emma ti ha scelta come Miss Radio Wow e da un anno e più insomma t'hanno presa anche a lavorare. Chi l'avrebbe mai detto? Tutti mi vogliono, dai. Tutti mi vogliono, ecco. Tu mi hai voluta, mi hanno voluto anche loro. Io ho un cuore grande, ecco, e le spalle ancora più larghe. Tante spine sui fianchi, Tante spine sui fianchi. Allora, aspetta che volevo, se apro tutti questi cosi, eccoli qui, le ragazze dietro spiocciano chi ha vinto, quindi io non so come tenere perché qui siamo a metà. Senti, te la faccio leggere così loro non guardano. È questo qui. Lo dico. Aspetta, ok. Devo dire che cosa vince. Vince innanzitutto un contratto poi di lavoro con Radio Wow in tutte le varie serate, gli impegni che fate come hostess, come ballerina e ecco. Sono tanti. Sono davvero tanti. Laura è stata con voi tutto quest'anno assieme a Federica e a tantissime altre, Nicole, insomma, hanno fatto Camilla, un sacco di lavori. Poi si porta a casa. Sto diventando cieca. Il mazzo di fiori, la telecamera GoPro, il gioiello Murina, i prodotti Maisan, la borsettina Radio Wow, gli ingressi alla spa, il profumatore offerto da Alessandro, la numero 16, Elisa Fuser.
Ci dice ma quando c'ero io non c'erano tutti sti regali. No, ma si cresce, si cambia, ci sono regali nuovi, la GoPro, la Spark. Allora anche a noi, a me, Federica, Camilla, sì, tutto lo staff adesso dietro una bella io, GoPro. sai, mi chiamavano Babbo Natale di solito, dopo dicembre mi chiamano Babbo Natale. Beh, se tu vuoi puoi fare la Befana. Che simpatica. Va bene, grazie Emma. Chiamiamo adesso Elena Perosa per la fascia di Miss My Son. Vieni Elena. Eccoti qui. Passa il nostro muro di bellissime Miss. Riandiamo qui ad aprire. La Miss è Beatrice Dotto, la numero 6. Che per lei il mazzo di fiori di Le Boutique, il profumatore, la GoPro di Coraia, il gioiello, la parure di Murina Murano. Dai Beatrice, ben arrivata! Andiamo giù, andiamo a scoprire la Miss Consorzio Sigillo Italiano. Giuliano, dove stai? La fai a portare sullo scrigno dei desideri? Eccola qua con la nostra Elena Cavazzina, vieni. Caspita, questo è un bel... Mettiamolo qua, questo è pesante. Sai che io di solito apro sono sempre... Sono bistecche vegane qua dentro. No, sono bistecche vegane. Sì, perché i nostri bovini mangiano tutti erba, quindi sono vegani. Beh, è vero, questo è il segreto. Visto che i bovini mangiano erba, insomma, possono essere bistecche. Dove sta Asia? Asia. Dov'è? Asia, la potresti mangiare. Quindi puoi mangiare le nostre bistecche. Sono delle bistecche vegane. Sono vegani, anzi sono vegetariani sono. Con tutto il gruppo di Consorzio Sigillo Italiano viene fatto davvero un grande lavoro durante tutto l'anno, promuovendo quelle che sono le aziende del nostro territorio. E le ragazze sono bravissime. E le ragazze sono bravissime, davvero, fanno conoscere la qualità dei prodotti e l'impegno che i nostri allevatori ci impiegano proprio per portare sulle tavole italiane l'eccellenza. Noi abbiamo qui Giovanni Cavasini, il primo testimonial di Consorzio Sigillo Italiano. Quest'anno se l'è vista dura perché ce ne sono entrati tanti altri. Ecco, però ha fatto un bel braccio, ha fatto un bel braccio a forza di fare la battuta, però la battuta più buona è sempre la sua. Certamente. Bravo Giovanni. Un bel applauso per Giovanni. Un bel applauso. Allora, Elena Cavazzina con il mazzo di fiori, la GoPro, la Murina Murano. Quanti chili ci sono dentro, Giuliano? Alessandro, quanti chili abbiamo messo dentro? Una decina? Sì, una decina. Una decina. Ecco, voi mettete sempre tutte queste decine. Io però poi nessuno mi invita mai a fare la grigliata. Com'è la faccenda? Allora diciamo a Nicola che prepari la griglia. Bravo. E portiamo le costate da te. Ci sto. Porta le costate da me. Vince la fascia di Miss Consorzio Sigillo Italiano, la numero 24, Rossella Lorenzi. Vieni Rossella, complimenti, ecco a te. Goditi questo momento.
Leonardo Giuliano, mettiamolo pure lì davanti. Beh, lo metti dietro, va bene, ok, perfetto. Passiamo ora, ragazze, alla fascia di Miss Leonardo Gioielli, premia Anastasia Orru assieme a Nicola Mattiazzo. Vieni Nicola. Hanno assegnato questo compito. Dove sta Anastasia? Ecco, quindi vince i prodotti My Sun col 50 euro di buono, l'ingresso alla spa, il gioiello della Murina Murano realizzati in vetro di Murano, il gioiello di Leonardo Gioielli. Ci sei? Ottimo. Tu, aspetta, il mazzo di fiori, la GoPro, il diffusore. Ho detto tutto, ci sono più. Ma quasi quasi mi metto anch'io a vincere una fascia, perché mi conviene, arrivo a casa con un sacco di regali. La numero. Leggi. Questa. 20. Anna Rossi. Anna, complimenti! Mirica e Claudio qui sul palco. È arrivato il nostro momento di premiare la vostra Miss. Avvicinatevi. Eccola Mirica, vieni, eccoli qua, la coppia vincente. Com'è andata? Molto molto bene. Belle ragazze. Bravissime tutte. C'era davvero brave. tanto, diciamo. Sì, io farei vincere tutte. Veramente... Claudio, pure io, sai, perché devo dire si sono davvero assicuratore. Sì, è vero. Bisognerebbe farle vincere tutte, perché comunque sono state tutte davvero molto molto brave, e in questi 4 giorni sono cambiate tantissimo, e lo ha dimostrato poi anche la passerella che hanno fatto. Quindi lei va a funzionare. Lei ha funzionato. Volevamo fargli fare anche il corso di Taekwondo, Claudio, però poi le abbiamo viste distrutte dopo l'ultima sfida del Pilates e della postura, che abbiamo detto forse meglio di no, troppo provate, domani non sfidano più. Le aspettiamo, noi certo che le aspettiamo, da lunedì la nuova Miss Eiwa e tutte le altre saranno qui pronte a provare. Si riparte, sì, esatto. Esatto. Allora, vince la fascia di Miss Eiwa la numero dillo tu. 17. Selma Eingood. Via l'energia, è vero Mirica. Tirate assieme già adesso, Mirica. Vediamo una donna in passerella, vai anche senza corso, assieme. Noi adesso abbiamo un premio, un omaggio per tutte le Miss. Prima di decretare la Miss che ha vinto in questa serata, quindi colei che sarà la nuova Miss Venice Beach 2023, allora le nostre ragazze stanno arrivando, perché c'è un omaggio da Murina Murano per tutte le concorrenti, c'è l'omaggio floreale per tutte loro e c'è un omaggio offerto anche da Alessandro Zulianello per tutte loro, oltre alla bellissima, diciamo, opportunità che gli hai dato di tornare qui e godersi una giornata di relax, perché in questi giorni hanno lavorato tanto e si sono godute la piscina solo pochi minuti, diciamola così. Quindi ragazze, c'è un premio per tutte voi. Devo ricordare che c'è un premio anche per un omaggio che i nostri partner hanno voluto fare a tutti gli ospiti di questa sera, quindi
poi uscendo la festa continua perché non finisce qui. Quando poi siete stanchi e avete piacere di ritornare a casa, all'uscita troverete l'omaggio di Murrina Murano e anche l'omaggio di My Son assieme ad Ewa Sport & Spa. Insomma, non ci facciamo mancare nulla. Grazie ragazzi, state qui perché adesso è il momento importante. Vediamo se arrivano anche tutte le nostre miss. I fiori ragazze ci sono? Consegniamo tutti i fiori alle nostre ragazze. Vorrei fare un Toto Miss e vedo che tutti si avvicinano qui a bordo palco. Federica, sei andata a prendere i coriandoli? Oh, vai a prendere i coriandoli, sparali da qui davanti, fate un po' di divertimento. Toto Miss, qui il tavolo 11-23, qui il fondo 11, voi 20, voi siete sulla 20, di qua, ma come 20? L'abbiamo già premiata la 20? Ah ok, mi piaceva quella, va bene. Di qua numero 16, quindi per 16, poi 22, 17, ma 17 ha già preso una fascia, vi piace quella, numero 11, dietro 1, il numero 1, allora ringraziamo tutti i nostri partner che ci hanno regalato non solo questa serata ma anche tutto il tour di Miss Venice Beach sulle più belle spiagge del Veneto. Ci trovate domenica su Antenna 3, canale 10 del telecomando alle 16 con il riassunto di questa fantastica serata. Ci vedete sui daytime di Radio Wow delle 14.30 e delle 20.45. I nostri video sono anche live sul sito del Gazzettino www.it e vado a ringraziare di nuovo la Regione Veneto, Ewa Sport & Spa, Gioielli Leonardo, My Son, Audi, Motor Class, BGHY, Area B Bikini, Ottica, il Porto del Cadore, Bidona Abbigliamento, Murrina Murano, La Fornasotta di Gabriele Urban, per il food Consorzio Sigillo Italiano, i Pescaori, Pampiuma, Coraia, Latteria Soligo, la cantina dei vini Cave Scovado, i nostri media partner Antenna 3, Gazzettino, Radio Wow, GD Ferro Team e U-Style. Siamo prontissimi! Vieni Mirica, vieni! DJ, ci sei con la musica? Fammela sentire un attimo! Fammela sentire un po' di più! Vince! Aspetta che vado a controllare che magari con i numeri qui non mi sono sbagliata. Con 174 punti. Aspettate che sia qui nel centro prima di schiacciare. Ma ce la fate a schiacciare? Ma ci avete mai provato prima? La numero 11! Lorenza!
bellissima serata, io vi do appuntamento al prossimo anno su www.missvenicebeach.net e domenica alle 16 su Antenna 3. Grazie! Siamo qui col vincitore del contest cantanti, Brian. Sono io. Chiamato ultimo tra di noi. Chiamato ultimo tra di noi. Perché voi dovete capire che Brian ha conquistato tutti perché lui canta veramente benissimo. Grazie. Fa proprio emozionare e in più, io ve lo dico, è un romanticone. È un romanticone. Perché lui ha dedicato tutte le sue canzoni alla mia ragazza. alla sua donna. Quest'anno te ce l'hai fatta, ci hai portato 3 splendidi brani inediti tuoi. Sì. Tutti scritti da te. Sei pronto per la sfida di fare la nuova sigla di Miss Venice? Nuova sigla è un compito importante, ma La tua musa dovrà ispirarti. dovrò creare una hit magica. La tua musa dovrà ispirarti. Gli prendiamo un bel abito da concorso, Sì. te la mettiamo in cameretta o in Mamma studio mia. che va su e giù. Ti devi venire il volta stacco, va su, giù, su, giù. Giù, e allora la creo la E vedrai canzone che subito. con la tua musa riuscirai a creare una canzone pazzesca. La canzone estiva proprio boom. Esatto, faremo la hit dell'estate. La hit dell'estate, 2024. altro che Italo Disco. Assolutamente, spaccheremo tutti i palchi Esatto. delle nostre spiagge venete. Questo è poco ma sicuro, perché anche tu pensavi di aver finito stasera. No, a me tocca. Adesso inizi a scrivere, poi la devi fare, devi creare. Cosa devo fare? Creare la coreografia con le nostre miss. Ecco, Quindi ringraziamo anche la tua musa per averti ispirato a fare questa serata. esatto. Noi ci vediamo il prossimo anno. Dov'è? No, lei è la madre di È la mamma. dell'Anastasia. Lei è la mamma, ok. Bene, noi ci vediamo il prossimo anno. Va bene. La prima tappa sarà Jesolo, come diritto, Mhm. se in teoria, In se teoria. non cambiano le carte in tavola. Di solito Ok. la nostra prima tappa è sempre Jesolo o Caorle, quindi in una delle due ci vedremo. Mhm. Preparati, si carica. Non ti riempire di tatuaggi come vuoi. In realtà ne ho già un po' qua nel braccio. Vabbè, Adesso, ma sono nascosti dalla camicia. ma tra poco mi faccio tutto il braccio. E allora il prossimo anno lo troviamo pure tatuato. Ti aspetteremo con la tua splendida bella e non Esatto. vediamo l'ora di ascoltare i tuoi nuovi pezzi. Grazie Quindi mille. io ti ringrazio e noi adesso passiamo all'intervista con Grazie Elisa. a te. Ciao. Ciao. Amici di GD Ferro Team, la serata è finita. Elisa anche quest'anno hai fatto una serata magica che è piaciuta a tutti. Record di ascolti. Wow. Abbiamo totalizzato da inizio serata a fine serata tra entrate e uscite calcolati quasi 200 persone. Oh wow, che Solo bello! su Facebook. Ci fa molto Quindi dopo dovremo piacere. andare a fare il conteggio anche di tutti gli altri, ma come sempre hai sbancato. Grazie, mi fa molto piacere, ci vuole davvero tanto impegno e passione perché è dura, nel senso che insomma non è un'unica serata, ma si tratta di un reality show che dura 4 giornate piene dalle 8 della mattina alle 2 di notte, perché poi le ragazze vanno a dormire, noi invece stiamo svegli per preparare tutte le cose del giorno dopo, con l'ansia di dover presentare, che sia tutto a posto, il service, le ragazze. Insomma, c'era una tensione questa mattina anche fra tutte loro che era davvero tangibile, Sì, ecco. tagliava con un Però devo dire che sono proprio soddisfatta di tutte Hai avuto quante, delle belle miss quest'anno. perché no, ma sono state anche davvero molto brave. Assolutamente. Quindi sono contenta. Il pubblico che diceva? Il pubblico era entusiasta, la Miss l'hanno azzeccata. Noi abbiamo Ecco. capito che il pubblico di GD Ferro Team Azzecca le corone. nostre miss. Azzecca le corone. Poi, amici di GD Ferro Team, voi che dite sempre l'Elisa è sempre bellissima, come fa a tenersi in forma? È una domanda molto gettonata. Come faccio? L'abbiamo capito adesso, lei alle finali fa un tour de force talmente tanto pesante che gli basta tutto l'anno. Brava! Beh, Beh, vedo che Quindi ci lei sei si arrivata. snappa praticamente una settimana all'anno e poi lei va semplicemente di recupero. Ma Esatto, sai anche esatto. cos'altro ha fatto un successone questa sera? Sì. Il tuo outfit. È piaciuto? Il tuo outfit ha spaccato il nostro web. Quindi bisogna proprio dire, Eli, che hai fatto una serata che eri Scusa, e scintillante. i miei fantastici gioielli, Leonardo Gioielli, va che roba. Hanno apprezzato tutti gli abbinamenti, Io lancio un messaggio, prima hanno lanciato il messaggio del cane, a me piacciono i diamanti, chissà mai che mio marito senta, mi piacciono i diamanti. Nicola, se ti arriva questo video per sbaglio nel cellulare, non siamo stati noi di GD Ferro, te lo giuro. Va bene ragazzi, allora diamo spazio alle nostre miss, vieni Lorenza che è arrivato il tuo momento adesso di parlare perché sei tu la nostra nuova Miss Venice Beach, racconta le tue emozioni, le tue sensazioni, cosa farai domani, a chi dedichi la vittoria, ma sei convinta che l'hai vinta proprio tu questa fascia? Nei prossimi giorni me ne renderò conto, vedrò che la cosa è concreta e sono super emozionata, non me l'aspettavo e ho superato un grande ostacolo per me
e mi sono messa in gioco non poco e sono molto molto felice. Dedico la mia vittoria alla mia famiglia, ai miei genitori, il mio ragazzo, la mia migliore amica e tutti i miei amici in generale. Che ti hanno sostenuta anche in tutte queste attività. Dobbiamo ringraziare il fidanzato. È vero, se non sì. avessimo avuto il fidanzato, bisogna dire che noi non avremo la nostra Miss Venice quest'anno. È vero, io non avevo preso in considerazione il concorso e invece lui mi ha dato quella spinta. Arriveremo anche a quello. Vi lascio alle mie bellissime Miss e ci vediamo in tutti i prossimi appuntamenti. Un bacione, ciao amici di GD Ferro Team. Grazie mille Elisa anche per averci Grazie a avuto te. quest'anno. Ciao. Grazie. Bene, allora io ve la dico adesso, mettiamoci un po' più al centro. La nostra splendida Miss Venice Beach prima ha fatto una mezza gabbia, perché dall'euforia, ovviamente ringraziando il suo fidanzato che l'ha aiutata ad arrivare fino a qui, abbiamo quasi rotto la corona, neanche la prima ora di regno si può dire. Però Federica era lì pronta. Federica Driusso, meno male che sì, se no saremmo rovinati. Ti do un consiglio, tu che mi hai detto l'appoggio sul comodino, circondiamo il comodino bene di cuscini. Sì. Forse bello, un po' più lontano. Bello, dico, lontano dal fidanzato, perché abbiamo capito che quando ti abbraccia rischia sempre di cadere. Quindi una bella tecca. Dov'è il papà? Dove abbiamo il papà? Papà, serve una bella... Fabbrichiamo una bella teca per la corona, perché sennò qua mi sa che non duriamo un anno. Sì, la dobbiamo conservare bene. Bisogna conservarla molto bene. Che poi tu quest'anno appunto è stata la tua prima esperienza e non poteva andarti meglio di così. Direi. Tu hai iniziato dicendo ma sì, è un gioco. Abbiamo fatto l'intervista io e te, appunto, quando eravamo a Jesolo. Ti ha portato a mangiare la pizza? Sì. Dopo Jesolo che te l'aveva promessa? Sì. Complimenti al fidanzato che mantiene le promesse. Io me lo ricordo, io me lo ricordo. A me sfuggiva però sì. No, siamo andati a mangiarla. Io me lo sono ricordato anche per te, che così si segna tutto. Sai che noi donne siamo peggio addirittura dell'Agenzia delle Entrate, ricordiamo tutto quanto. Bene, hai iniziato, già da domani si inizia perché il tuo calendario inizia super fitto. È già pieno a quanto pare. Inizia super fitto, ma io adesso vorrei far entrare qui con noi la nostra ex regina. Vieni con noi. Di rosso vestita, splendida più che mai. Bene, allora, gli hai ceduto la corona e adesso tu devi metterla via. Tocca metterla via, vabbè. È pesante, Io ti avviso, sarà un bell'anno. Ti avvisa, occhio perché anche lei ha fatto danni con questa corona. L'ho rischiata di brutto. Lei l'ha rischiata tante volte, però abbiamo sempre la Federica dietro, meno male. Vedremo con chi siamo presentati, come ha fatto lei e poi scopriamo tutte le cose. Bene, dai, noi ci vedremo tra pochissimo, appunto, tutto il tuo calendario. Speriamo di avere la tua famiglia e soprattutto il tuo fidanzato, che ormai abbiamo capito che è la mascotte, un po' come la Tiffany a Miss Venice. Bene, io ti saluto, buona serata, vai a levarti i tacchi. Fanno un po' male. Vai a levare i tacchi, grazie. Perché voi non lo sapete, ma c'ho il gelo. Benissimo, grazie. Complimenti. Ciao bella. Anastasia. Eccoci. Amore mio. È arrivato il momento. Io ogni anno mi affeziono sempre di più alle Miss, veramente, di Miss Venice Beach. Adesso è finita un'era? Finita un'era. Hai finito anche la stagione da bagnina, adesso torniamo in montagna. Adesso si va in montagna, tra poco si riparte. Perché voi ormai la conoscete, la straconoscete, che lei è la nostra Miss sportiva. Miss Snowboarder, facciamo così. La nostra Miss bagnina e snowboarder. Esatto. Lei fa molte cose, però noi sappiamo, perché noi l'abbiamo seguita, l'abbiamo studiata, perché noi siamo peggio da questi signorini con Grande Fratello. Siamo. Lei in realtà lo sport preferito suo è il divaning. È che lei non lo dice, però lei dal divano al frigo. Bravissima! Stavo per lei dirlo. È campionessa olimpionica, pensate che ha pure l'attestato per insegnare. Esatto. Infatti secondo me il prossimo anno in una lezione qua al reality potresti portare il divaning agonistico come solo tu sai farlo, ma sai che ti ho imitato anch'io tutto quest'anno qua? Ah sì? Sì, io facevo su e giù dal divano al frigo per prendere il latte della bimba. Ti vedo bella fresca, guarda. Ti credo. Ma detta questa cosa. Sì. Anastasia, io con te ci tenevo a chiudere la serata. Va bene. Che la chiudiamo Quindi insieme. la chiudiamo insieme. Diamo un bacio ai nostri amici di ferro. Diamo appuntamento all'anno prossimo, dove spero ci sarai anche tu. Cercherò magari di qualche esserci, tappa. farò tutto il possibile. E poi noi saremo con la Lorenza, che la seguiremo sempre. Ah, io sicuramente la seguirò. Adesso noi salutiamo la nostra splendida Miss Venice Beach 2022 per fare spazio alla nostra Miss Venice Beach 2023. Io vi do un bacio, spegniamo queste luci, tutti a Nanna, alla prossima stagione. Un bacio amici di Ferro Team. A presto.